Buongiorno a tutti, benvenuti al concerto meridiano di oggi, che è il primo appuntamento di questo tipo nella nuova annata rotariana, perché il Rotary ha le sue annate che cominciano il 1° di luglio e terminano il 30 di giugno. Come sanno benissimo gli abitué, questo per il Rotary Club è un service, nel senso che ha lo scopo di promuovere i nostri giovani, i giovani del nostro territorio, brillanti concertisti che hanno la possibilità quindi di esibirsi in pubblico, allietare la nostra città con degli eventi musicali che si ripetono ogni domenica e il terzo scopo, non meno importante, è anche supportare le scuole di musica del nostro territorio, ormai non solo del nostro stretto territorio, perché molte scuole si sono associate anche non vicinissime a noi. L'elenco lo potrete poi vedere nel retro del programma di sala. Oggi mi devo assolutamente ricordare comunque gli sponsor di questa iniziativa, che è promossa dal Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e dal Rotary Club Conegliano, che insieme organizzano e supportano questa iniziativa. I ringraziamenti allo sponsor sono Banca della Marca, Corte Armonica Group e Masottina. Un ringraziamento particolare al Comune di Conegliano, l'assessorato alla cultura, che mette sempre a disposizione gratuitamente le location in cui si svolgono questi concerti. Do brevissimamente la parola alla consigliera Valeria Facchin, che oggi ci porta anche a inizio della nuova annata stagione di concerti meridiani, il saluto del nostro sindaco. Sì, buongiorno a tutti, grazie, perché essendo una stagione in cui magari uno vorrebbe andare da qualche altra parte, insomma la sala mi sembra che sia al completo. E voglio salutare due talenti che ho conosciuto qui, Carlotta e Isabel, hanno un futuro da arpiste, si dice così, ve lo auguro veramente, e almeno abbassano un po' l'età media di questa sala. È vero, i giovani dovrebbero essere più presenti e quindi forse per me sarebbe da suonare, non dico tutti i giorni, ma sempre, perché bisogna proprio, come sta scritto qui, instillare, ma proprio come la goccia dopo la goccia che scava la roccia, bisognerebbe proprio diffondere la cultura, perché la musica è anche segno di sacrificio, di costanza, di perseveranza, mentre adesso tutto mordi e fuggi, e quindi si fa un esercizio che serve per la vita, non solo per imparare a suonare uno strumento. Quindi grazie a tutti voi e buon in bocca al lupo. Grazie consigliera. Allora, grazie. Spero che tutti voi abbiate preso all'ingresso il programma di sala e cercherò di non dilungarmi su tutto quello che c'è scritto, perché lo potrete tranquillamente leggere al posto. Oggi il concerto prevede due musicisti, devo dire io li ho sentiti nella preparazione molto in gamba, arpa e chitarra. Sono Melanie Giudi Fiorentini del 2001, che attualmente frequenta il secondo anno del triennio accademico di arpa presso il Conservatorio Statale di Musica Pollini, nella classe della professoressa Tiziana Tornari, e che però precedentemente arriva dalla Clara Schumann Musica e Cultura PS di Paese, che è la scuola musicale che noi oggi promuoviamo nel suo operato. Tutti i concorsi vinti da Melanie non ve li elenco, sono tantissimi, li potete leggere nel loro curriculum, mentre alla chitarra abbiamo Luca Alismeno, anche lui attualmente frequenta il Conservatorio Statale Pollini, anche lui proviene dalla Clara Schumann e suona appunto la chitarra, anche lui vincitore di numerosissimi concerti, premi e così via nell'ultimo periodo. Quindi due nomi su cui sicuramente vale la pena porre la nostra attenzione oggi e per il loro futuro. Il programma si aprirà con Bach, un preludio una suite per liuto, poi andremo con degli studi di Zizi e poi di Von Weber, un divertimento opera 38 per arpa e chitarra, 4 movimenti. Come al solito invito ad applaudire, se lo riterrete opportuno, alla fine e non alla fine di ogni singolo movimento. Vi ringrazio, spegnere il cellulare, chi lo ha acceso,
e vi ringrazio per la vostra presenza e soprattutto invito i concertisti a presentarsi. Grazie, grazie a tutti.
quindi a grande richiesta un bis. Che cosa ci fate? Nazca, un pezzo peruviano, ecco, io, del compositore Eric Mascialli, niente. Per il momento è più spigliata a suonare che a parlare, ma l'importante è essere molto bravi in qualcosa nella vita e lei lo è. Grazie e sentiamo questo bis e poi passiamo alla conclusione del nostro appuntamento.
Fiorentini e Luca Lismeno. Allora, spero che tutti noi possiamo dire al termine di questo concerto che abbiamo speso bene mezz'ora della nostra giornata, e se questo fosse vero, l'obiettivo dei concerti meridiani è raggiunto. Io mi accingo a consegnare ai due nostri concertisti, a Luca e a Melanie, gli attestati della loro presenza qui oggi, che possono sfruttarli per qualunque momento del loro futuro percorso. Io volevo ricordare qui il nostro media partner, Vive TV, che consente la trasmissione in diretta dei nostri concerti meridiani e poi consente anche la visione su YouTube qualora si volesse riascoltare. Quindi anche al nostro media partner un nostro ringraziamento. Il prossimo concerto è domenica prossima, 12 luglio, si svolgerà al convento di San Francesco nella sala degustazione. Sarà un concerto di musica vocale da camera con un piccolo salto nella zanzuela, cioè un'atmosfera armonica e musicale di ambientazione spagnola. Quindi spero che chi di voi voglia e possa partecipare, spero di vederlo domenica prossima appunto al concerto di San Francesco. Ringrazio oltre ancora i nostri concertisti, voi per essere venuti alla scuola Clara Schumann, che è un partner ormai molto affidabile dei nostri due club e che fornisce sempre degli ottimi musicisti per queste nostre domeniche musicali. Ricordo il contributo volontario, c'è una cassetta all'uscita, è un contributo volontario, va interamente alla scuola, in questo caso alla Clara Schumann, e ogni domenica la scuola che fornisce i concertisti, ed è un modo, oltre appunto a quello che fa il Rotary Club per loro, per aiutarli nel loro sviluppo. Ci sono sempre tante spese, è un'azione meritoria, quindi invito chi volesse al contributo volontario. Ultima cosa, per chi volesse ricevere via mail i programmi sempre aggiornati dei nostri concerti meridiani, che ci saranno per tutto luglio, la pausa sarà solo al mese di agosto e riprenderanno a settembre, può lasciare, c'è un foglio all'ingresso, il proprio indirizzo mail e i Club Rotary glieli spediranno periodicamente per essere aggiornati su quelli che sono i programmi delle nostre domeniche. Grazie a tutti e buon rientro a casa e buon pranzo.